Ad Agrigento, innanzi all'ospedale San Giovanni di Dio, si è svolto un sit-in organizzato dall'area progressista per rivendicare la dotazione di un nuovo acceleratore lineare per la radioterapia. I parlamentari Davide Faraone, Ida Carmine e Giovanna Iacono, presenti alla manifestazione, invocano le dimissioni del manager Capodieci perché non ha partecipato al confronto. Giovanna Iacono ha annunciato un'interrogazione parlamentare. Rappresenta un momento importante e un grandissimo valore per la comunità agrigentina e del territorio della provincia di Agrigento. Siamo qui per ribadire e per rafforzare il concetto che la sanità pubblica deve essere accessibile a disposizione di tutte e tutte le cittadine italiane. Siamo qua anche per richiedere con forza che venga potenziata la radioterapia di questo ospedale e io mi sono fatta a tal proposito promotrice e sono prima firmataria di un'interrogazione al Ministro per la Salute per richiedere l'acquisto di almeno altri 2 acceleratori di radioterapia. Per una popolazione di quasi 500.000 abitanti è assurdo che le persone siano costrette a quella che ormai viene definita quasi naturalmente migrazione sanitaria, che però noi istituzioni e chi di competenza e soprattutto il governo regionale e nazionale di destra devono fare in modo che non avvenga più. La sanità in questa regione è devastata e il fatto che qui il servizio di radioterapia non è garantito a chi rischia la vita è il segnale della devastazione. Abbiamo chiesto al direttore generale di riceverci ed è scappato. Speriamo di poter ottenere risultati nel breve tempo perché lo vogliono i pazienti e lo dobbiamo alle famiglie. Ma il messaggio è che la salute è un diritto fondamentale dell'individuo, come riconosce l'articolo 32 della Costituzione, ed è un interesse anche della collettività e la Costituzione chiede che siano garantite cure anche agli indigenti. Tutto questo ad Agrigento non avviene. Una strumentazione essenziale alla vita delle persone come l'acceleratore per le radioterapie non può mancare. Il diritto alla vita e alla salute comincia anche ad Agrigento. Non possiamo essere dimenticati, ora in vista ci sono le finanziarie regionali e nazionali, vediamo che risposta daranno il governo regionale e nazionale ai cittadini di Agrigento, perché così non si può andare avanti. Il messaggio è che le persone hanno diritto di curarsi nella propria città, nella propria provincia. Noi abbiamo accolto la denuncia dei malati oncologici della radioterapia. Purtroppo a Agrigento è un solo macchinario di radioterapia che non ce la fa a coprire le richieste. Questo significa che si allungano le liste d'attesa e le persone sono costrette ad andarsene in altre province, in altre città. Io direi che la provincia di Agrigento non può essere dimenticata e con forza chiediamo un nuovo macchinario che si chiama acceleratore lineare. Ho mandato personalmente un'email al direttore generale affinché ricevesse una delegazione dai manifestanti. Purtroppo poco fa era qua, di colpo è sparito e quindi siamo entrati e non c'è più. Ma noi non demorderemo perché il diritto alla salute è un diritto garantito dalla Costituzione. Perché gli agrigentini si devono spostare per andarsi a curare? Noi vogliamo curarci nella nostra città. Nonostante Agrigento e San Giovanni di Dio possa vantare di rientrare fra le eccellenze per le emergenze, purtroppo ancora è deficitario nell'assistenza al malato e quindi code lunghe, specie le prenotazioni mutualistiche e altri disagi, come hanno detto anche i nostri compartecipanti alla manifestazione. Anche il comparto radiologico è un comparto da difendere. Dobbiamo incrementare Agrigento, dobbiamo creare l'interesse della sanità agrigentina. In alcuni paesi c'è il turismo sanità, qua non sappiamo neanche cosa significhi. E noi chiediamo pure come Federazione Libera Socialisti un incremento del personale all'ospedale San Giovanni di Dio perché con la carenza che abbiamo i nostri operatori all'ospedale purtroppo faticano a lavorare. Quindi sarà una delle nostre battaglie proprio per questo. Sembra assurdo che con il PNRR la provincia di Agrigento, la nostra ASP è l'unica che non si è dotata delle nuove macchine per fare la radioterapia. Adesso credo che il diritto alla salute debba essere il primo obiettivo della nostra classe politica, così non è. Questo sit-in serve ad allertare, ad allarmare, a fare agire chi in effetti poi
ha in mano il futuro di un'intera terra. Credo sia vergognoso appunto questo fatto qui. Con il PNRR tutte le ASP di Sicilia, tranne quella di Agrigento, si sono dotati di nuovi macchinari. Ora, avere in un ospedale di un capoluogo di provincia uno strumento di 15 anni fa con una tecnologia vetusta è veramente un crimine, e credo che tutta la popolazione debba unirsi, ma non per protestare, una protesta fine a se stessa, ma per determinare il proprio futuro, per mettere in riga la nostra classe politica. In breve la situazione è questa: io fra i miei mali quali erano? Fra essere operato e andare a radioterapia ho fatto una scelta, sapendo che ad Agrigento c'era anche una radioterapia del 2024 e pensavo che fosse una nuova terapia, una nuova macchina, scusa. E ho fatto la mia scelta, dico ad Agrigento appena sono a casa mia, perché avevo fatto la biopsia a Bologna, perché qua la biopsia è anche, cioè non c'è la stessa biopsia, la biopsia prostatica guidata qua ad Agrigento non c'è, sono andato a Bologna. L'ho fatta là, dopodiché mi hanno rilevato che c'erano questi 3 tumori. Questi 3 tumori potevano essere curati con la radioterapia. Sono stato fatto la radioterapia per un certo periodo, dopodiché un giorno di questo si era guastata. Guastandosi questa radioterapia io ho avuto dei problemi, perché oltretutto ho letto che interrompendo la radioterapia c'erano dei grossi problemi, perché non si poteva più accedere, non potevo fare, cioè spostarla eventualmente quando dicevo, sì, bisogna farla consecutivamente. Io tengo a precisare che questa manifestazione, che vedo molto nutrita di bandiere ma pochissime persone, anche se il tema lanciato da Emanuele su un post nel nostro gruppo Agrigento Punta a Capo, il tema dovrebbe interessare tutti quanti, e quando dico tutti intendo tutte le bandiere, non solo quelle che oggi sventolano davanti all'ospedale civile, va bene? Perché se ci fossimo stati tutti magari avremmo ottenuto un altro risultato, perché le bandiere che mancano evidentemente sono quelle che determinano la politica per la quale Emanuele ha fatto il post che ha fatto scaturire tutto questo che vediamo oggi.